1928 nuovi positivi e 13 morti nelle ultime 24 ore. L'ultimo bollettino regionale sul Covid riporta il Veneto ai tempi bui dell'autunno scorso. Superato il tetto dei 400 contagi in un giorno a Padova, 451 e Treviso, 445, sopra i 300 anche Venezia e Vicenza. Tiene il sistema ospedaliero, che registra però un aumento di 5 ricoveri in terapia intensiva, 69 le persone in rianimazione per il Covid. La buona notizia è che dall'annuncio dell'apertura della prenotazione per le terze dosi agli over 40 c'è stato un boom con oltre 106.000 persone che si sono iscritte alla piattaforma regionale. La prossima settimana ci sarà l'incontro con le regioni ed il governo sta valutando quali misure aggiuntive prendere per contenere i contagi e tutelare la salute dei cittadini come l'economia del paese. Interverremo probabilmente in settimana con un nuovo decreto all'interno del quale verificheremo lo stato epidemiologico del nostro paese. Il nostro compito è mettere in sicurezza il Natale e il turismo invernale, che è una grande fonte di ricchezza per tante aree anche del Veneto. Vogliamo che rimanga aperto il nostro paese, le scuole in particolare, e poi chiaramente tutta la questione degli acquisti di Natale, che sono una parte molto importante per le attività commerciali. A pochi giorni dall'avvio della stagione invernale, nell'intero comparto turistico c'è preoccupazione. Un'indagine effettuata da Confturismo sulla propensione degli italiani a viaggiare e sulle prenotazioni dimostra come la stagione invernale, che fino a 20 giorni fa si pensava avrebbe archiviato la crisi, si preannunci invece ancora molto incerta. Erano 35 milioni le partenze che programmavano gli italiani solo un mese fa, 10 milioni per il Ponte dell'Immacolata, 12 per Natale e 13 per Capodanno. Oggi siamo a 15 giorni dalla Immacolata e a 30 da Natale, e di queste prenotazioni ne mancano ancora 11 milioni, mentre le disdette arrivate su prenotazioni già fatte ammontano a 2,5 milioni. E purtroppo l'effetto freezer che le notizie dell'aumento dei contagi fanno avere. I timori sono soprattutto per la montagna. Il Veneto stesso rischia il giallo, e per quel che riguarda appunto l'Alto Adige ventilano addirittura l'arancione se non il rosso, e questo chiaramente non ci fa ben sperare. L'appello è quello: vacciniamoci, vaccinatevi tutti. Io sto andando a fare la terza dose fra pochi giorni e auspico che tutti la facciano. Ed un appello ad accelerare sulla vaccinazione, ma anche sulle misure anticontagio che un po' si sono allentate, viene dal direttore dell'ULSS 2. Mi auguro un'accelerazione sulla terza dose e dopo che passi questo messaggio importante di continuare a usare le mascherine quando siamo all'aperto, in assembramento vicino agli altri e comunque nei luoghi chiusi, perché questo è l'unico modo, insieme al vaccino, di salvaguardarci.